Peppe ha deciso che oggi sta fuori al sole. Si era piazzato qua davanti alla porta e mi ha fatto capire che voleva star fuori e infatti si è messo là sul tappeto. Io mangio, io caffè latte gigante e frittella della fiera. È la terza frittella in poche ore. Ormai sarò ingrassata tipo 3 kg. Io non so resistere alle frittelle delle fiere. Devi uscire anche tu? Devi uscire? Lui non sa aprirsi le porte. È Peppe che sa aprirsele. Sì, sì, ecco, guarda. Lui non sa aprirsele. Devo sempre andare io. Ecco, 2 gattini al sole. Non sa dove mettersi. Ma mettiti al sole, non all'ombra. Vabbè, e poi ci sono gli uccellini. Belli siete. Ecco, oh là. Perfetto. Vorrei andare a fare 2 passi, quindi intanto faccio la colazione. Punto primo. Punto secondo, devo chiudere le finestre in camera e se ho voglia rifare il letto. E poi vorrei uscire a camminare un po'. Eccolo. Ecco, è entrato anche Pipo. Faccio colazione e mi guardo qualche video. Oggi couscous con pomodorini gialli, e una zucchina e tonno. Ecco, questo è il pranzo di oggi. E mangio qua di fuori, che così sono bella tranquilla, con un bel sole. Cioè a novembre mangiare di fuori in Poggiolo è una cosa rara. È un evento poter mangiare fuori, Al sole si sta benissimo. C'è aria fresca sotto chiaramente, però bello. Eccoci. Prendo il cucchiaio perché con il couscous mi trovo meglio col cucchiaio. Perché? Perché di solito non uso questi piatti grandi, di solito uso le ciotoline e quindi il cucchiaio è perfetto. In questo caso sarebbe andata bene anche la forchetta. Sì, secondo me è molto buono. Buono. Io ci avrei messo anche la ricotta o la panna, però sarebbe diventato forse troppo. Così è un po' più leggero. Che pace. Non c'è neanche una nuvola, neanche una. Completamente limpido. È un sogno sto tempo. Oggi ho fatto ben 3 lavatrici, 4 tappeti che si sono asciugati tranne uno, vabbè, non è più grosso quindi fa più fatica. Tappeti, poi la roba dei gatti, i vestiti nostri, 3 lavatrici, 3, pensavo di più. Devo approfittare di queste giornate stupende che la roba si asciuga di fuori e non ho biancheria che gira per la casa. Questa mattina sarei voluta uscire e andare a fare una passeggiata, però poi mi sono detta forse è meglio che sistemi la faccenda biancheria, perché sennò ti riduci con montagne di roba da lavare, come capita, e quindi alla fine ho semplicemente fatto cose di casa, sistemato, pulito e via. Insomma, cose che sono da fare e che magari si rimandano per un po', ma prima o poi arriva il momento, C'è Bue che sta giocando da solo. Andiamo a vedere. Amore! Cosa c'è? Ti sentivi osservato, Sì? Aveva capito che ero lì che lo guardavo. Oh, stavolta non l'ho fregato. Niente, mamma, sti capelli.
Ma sono sempre peggio sti cappelli. Vabbè. Sto finendo il caffè latte. Ho appena mangiato il mio porridge. Ormai è la mia colazione fissa ed è quella che mi soddisfa di più tra tutte. Sì, perché ieri avevo mangiato la frittella, però la frittella è solo dolce praticamente, tutto zucchero. Sta giocando ancora, eh? Anche Pippo va a vedere adesso. Fa strage con quell'affare là, lo lancia per aria. Ciao! Che bravo che sei! Ma sei un bravo giocatore, eh? Sei bravo a giocare! Vedi? Ma sei bravo! È come Pepe. Sì, tu sei come Pupi. Non era lì con l'asciugamano, l'ho rimesso là perché so che a lui piace giocarci. E allora gliel'ho rimesso là per terra, col giochino, perché prima c'era ordine. Vedati, uè, Ticione. Oh, guarda che bello, Chip. Ah, che carino. Ah, sì, sei scappato. E vabbè, dai. Io mi sono seduta un attimo qui, sono al parco giochi a San Vito. Adesso vado qui al Conad e poi devo andare in farmacia se è aperta. Non vedo nessuno né entrare né uscire. Spero che sia aperta. E boh, vado. È una cosa molto improvvisata perché è mezzogiorno. Ho detto potrei andare fino a San Vito in farmacia invece che andare là in paese e andare al paese dopo. Solo che comunque è abbastanza lungo. Oh, un altro chip! Questo è più mingherlino, è più lungo, è più... Ciao amore! Ce l'ho attaccato. Ciao! Io non ho la pappa. Che belli! No, quello lì è grasso. Questo qui invece è più lungo e più snello. Ma cosa mangi per terra? Ciao! Che carino che sei! Spesina fatta al Conad. Farmacia non avevano quello che mi serviva. Avrei potuto dire di no e andare a farmacia lì in paese, ma alla fine sapete cosa faccio? Domani ho la scusa per tornare a piedi qua e ho la scusa per farmi la passeggiata, no? E quindi ho detto sì, ordinala pure. E adesso torno verso casa. Comunque c'è tanta gente che fa il tratto a piedi da un paese all'altro per farsi la spesa. Ci sono tante persone che fanno questi chilometri a piedi. Ho preso il pane piuma. Franz va matto per il pane piuma, e quindi gli ho preso il pane piuma e poi ho preso altro pane, quello che mangiamo di solito, e ho preso una confezione di prosciutto e il, non so se è Powerade o Gatorade da bere adesso mentre vado in fuori perché ho sete e ho bisogno di reintegrare che ho sudato tantissimo. Oggi non ho gli auricolari, spero che l'audio sia abbastanza buono perché c'è anche aria. Non li ho messi oggi perché dovete sapere che nel frattempo che sono venuta a San Vito ho dovuto rieditare un pezzo di video perché mi ero dimenticata una cosa. L'ho rieditato, l'ho esportato, l'ho controllato, manca un'altra cosa, ma lo lascio così. Lo lascio così, adesso lo sto caricando. Quindi unire l'utile al dilettevole, quindi fare video
editare, esportare, caricare, programmare e passeggiata nel mentre. Perfetto, no? Un po' difficoltosa la cosa camminando, però si fa tutto. Ma è spettacolo anche oggi il cielo, Però c'è qualche velatura rispetto a ieri, ma è bellissimo. Sono contenta di essere uscita, anche se molto tardi. Poi avevo bue fuori casa e avevo paura che mi seguisse. Allora gli ho messo fuori la pappa e nel momento che stava mangiando sono scappata praticamente. Cioè, vabbè. Poi ieri sera ero molto preoccupata perché è tornato forse, non so che ora, all'1 deve essere tornato a casa, cioè tardissimo. Infatti ero preoccupata perché non lo vedevo, e vedere di notte la sua cuccia vuota mi mette un'ansia incredibile. Cioè inizio a pensare di tutto, mi faccio 1000 storie mentali e invece no, poi è tornato tranquillo, beato. Probabilmente si era perso da qualche parte nel prato, penso, perché sapeva di erba e quindi si era probabilmente messo a dormire da qualche parte e è tornato tardi, però mi ha fatto preoccupare. Ogni tanto fa così. Qua c'è cavallino curioso. Ah, sono tutti e 3 qua i cavalli. Adesso vi faccio vedere. Sono proprio qui. Ah no, 4. Dio, non credo sia molto sicuro lasciargli legato la corda sul muso. Comunque, ciao cavallino. Ciao. Qua ci sono gli altri 2 e l'altro lassù. È un pony questo, vero? Ciao! Oh, che carini! Sono a 9 km e 17. Basta. Credo che per oggi possa andare bene così. Mi sa proprio di sì. Non vedo l'ora di mangiare. Ho una fame. Franza ha già il pranzo pronto, io no. Ma ho comprato il prosciutto e il pane, quindi pane e prosciutto e via. Poi oggi pomeriggio devo fare un po' di spesa.